Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo andati su GP4, gran quinta tappa del mondiale, Gran Premio di Barcellona, purtroppo non una grande qualifica. Pole position per Marcolino Webber, Kubica, Nicolino Rosberg, Jenson Button, Gigi Hamilton, Schumacher, Vettel e addirittura ottavo Fernando Cume. Male anche Massa, no, la Ferrari fa un po' fatica, siamo nella stagione 2010. Il Cume vuole il quinto titolo irridato. Previsioni meteo, non è prevista pioggia per la gara odierna. Quindi si gode. Vai We're in raga, possiamo anti-stall, continuare clutch in questo and build some bell'inizio revs. di season per una qualifica non bellissima. Webber, pole position. Clutch out, we're Go, green. go, go. P7 now, P7. Mamma mia. You have P5, P5. Il Fourth Cume position, you're in fourth position. sfrutta una partenza sublime. You've moved down the order into P4, that's P4. Vediamo Fernando Cume cosa combina in Espana. Era di casa. Oh, sorpasso show di Michael. Fourth position, you're in fourth position. Webber vuole scappare via, ovviamente. Questa però sento una Ferrari per il momento discreta. You've moved up to P3. Attenzione Rosbiff versus Veneziano. Per il momento sembra questo il duello della season 2010. Fernando Cume versus Rosbiff. Primo giro completato. Good job, that was the fastest lap of the race so far. Devo trovare il pertugio giusto. Male Massa nono. Male Pippo. Un bel ritmo Webber, un buon ritmo anche Rosbiff. Però forse Alfonso ha più passo. Alfonso, Fernando Cume ha più passo. Bel duello con Rosberg. Second place, you're in second place. Siamo nella classica second place. Webber a 2 secondi e 7 però, Certo che il Cume sta macinando. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Webber se ne sta andando, però noi stiamo prendendo vantaggio su Rosberg. Gara strana qui a Barcellona al Mummelo. Classica yellow flag. Fuori Bruno Senna. Adesso vediamo se Fernando Cume al margine il passo e la potenza e il talento per andare a prendersi Webber.
Molto bene. Però in realtà 2-9, cazzo. Webber macina, ragazzi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Viaggia alla grande Webber. Per il momento non c'è storia per la prima piazza. Halo è a caccia, adesso sta guadagnando la Ferrari. Stiamo recuperando alla grande, attenzione che forse un po' lungo, leggera sbavatura. Questa è sicuramente la parte del stato che odio di più, soprattutto questa curva che proprio in qualsiasi Formula 1 la interpreto da schifo. Vai, involati come. Good job. That was the fastest lap of the race so Adesso far. veramente Alonso, Fernando Cume. You're leading the pack. P1. Di un altro pianeta in questo momento. Mamma mia, che passo, signori, che passo oggi. Dopo la vittoria in Cina, il Cume vuole un'altra impresa, vediamo. Serve la concentrazione massima qui al Montmelò. Sapevo che il Cume era 3 stagioni, 10, 11 e 12 in Ferrari, poi ha già annunciato di voler provare a vincere con qualsiasi altra scuderia. Just 3 laps to go now. 3 laps. Anche perché ha un conto in sospeso con la McLaren il Cume. Ha vinto in Ferrari e in Williams, l'ultimo successo in carriera nel 2004. Tanti anni fa ormai. Questa stagione poi è partita a bomba, ma il Cume quando si veste di rosso è un altro Cume. Scodatissima del talentissimo. Se ne sta andando veneziano. Talento straordinario quello del Fernando Cume. Vuole pitturare veneziano. Ha bisogno di... mamma mia, scodata qua. Mamma mia, seconda scodata orrenda. Due laps remaining. In un inglese perfetto. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Male ancora Hamilton, ragazzi. Hamilton nel mondo cumendiano è una pippa. Vettel ai box, probabilmente problema tecnico per Seb.
Adesso il Kuma è in carrozza però, signori, Il Kuma ci sta regalando una magia anche oggi. Speriamo bene, manca un lap e qualche chilometro. Imbarazzante oggi. Strapotere Alonso e strapotere Kuma. Inizia l'ultimo giro al Montmelò. This is your final lap. Final lap of the race. Yellow flag, forse è Gigi. No, Gigi è nono. Crisi nera per Gigi Hamilton, come si suol dire. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al 99esimo posto, Mika Hakkinen. Dai, no. No, la cagata. Mamma mia, l'ho rischiata tanto. Ma signori, ultime due curve. E il talentissimo porta a casa un altro successo. Inizio di stagione memorabile. Tanti anni vedevamo un Kuma così nelle prime 5 gare. Signori, Veneziano va a vincere il Gran Premio di Spagna. Yes! Nice work, that's P1. Race win. Well done. Classico well done comediano. Ok. Raga, dopo le grandi prestazioni, qualifica disastrosa a Monte Carlo. Tanto poi per Gigi Hamilton. Si sveglia Hamilton, grande McLaren. Rosberg che fa il competitor numero 1 per noi, solo un 16° posto. Malissimo in qualifica. Pippo Massa 12°. Ferrari che soffrono molto a sto punto. Gran Premio di Monaco. Sarà dura, raga, rimontare a Monaco. Clutch out, we're green. Go. Partenza furiosa del Fonso. You have P15, P15. No, calma. That's moved us up into... We've dropped to 11th place, you're in P11. P11. We're in Mamma 10th, mia. 10th position. Mamma. Subito rischio incalcolable. Qua non posso superare, raga, rischio. Che bordello, signori. Devo fare punti, devo limitare i danni qua. 90 punti per Fernando Kuma, 76 per Rosberg, se non erro. Devo cercare di non perdere il contratto, non ho un gran ritmo, You're in Gran sorpasso qua. 9th position. Gran sorpasso del talentissimo. Vai Kuma, vai. Qualche posizione la possiamo ancora recuperare. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Alla santa devota. Hamilton vuole veramente... si vuole svegliare Gigi Hamilton. Attenzione. No, mamma mia. Graziato qua, Graziato assolutamente. Gara complicata ma non impossibile, per qualche punto lo possiamo fare. Anche se oggi ne perdiamo,
alla sesta tappa del mondiale. No, ma cosa fa? Mamma mia. Mi ha frenato troppo in bocca, però, dai. Le Force India mi stanno rallentando moltissimo. E che cazzo. 8th place. You're in 8th place. Un po' sportellate, ma... Mi assicuro che Monte Carlo sul GP4 è impestato, anche se per fortuna è un po' permissivo Ok, in certi good pace. contatti, Carry tutta on una with the santa job you're devota. E adesso Vita Antonio è molto avanti, però, eh? Speriamo non sia già finita la rimontata. Ho bisogno di un po' di bagarre davanti, speriamo. Vedo un po' di fortuna. Fernando Cume a caccia. Però qua la Ferrari ha un ritmo veramente lento. Mamma mia. Serve un po' di bagarre davanti. Mi serve il bagarotto davanti. Qua dove recupero tanto. P7 now. P7. Mamma mia, in questo settore recupero tantissimo. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. Good job. That was the fastest Attenzione. lap of the race so far. Adesso Alonso sta veramente volando. Vola Alfonso, vola. Sto trovando ritmo adesso, eh. Una gara veramente difficile, il circuito monegasco su GP4 è comunque duro. Abbiamo Schumi davanti, la leggenda. Schumi Kume, che binomio. Devo stare attento che nella mia curva sì sono veloce, ma non devo ammazzare qualcuno o ammazzarmi. Vara. Mamma mia. P6. We have P6. Sì, però per fortuna Schumi non si è danneggiato. Nulla, però ragazzi a volte faccio fatica. In certe curve la CPU tende a frenare tanto. Comunque per fortuna almeno il sistema danni. No, non lo saltare vuota, no! Lo sappiamo, è leggermente più permissivo qua. Mamma mia. Mamma mia, sta volando Alfonso. Ma stiamo soffrendo tanto. Secondo me siamo a rischio sospensioni o freni. Abbiamo Roberto Kubica. I primi due sono in strafuga, ovviamente. Ma il Kume in rimonta. Devo superarlo qua. No, non chiudermi così, maledetto! Vara. You have P5. P5. Kubica ha fatto una traiettoria però che non doveva fare. Mi ha chiuso in un punto che non doveva chiudere. 4th position. You're in 4th Mamma position. mia, come volo adesso, però siamo già quarti, che rimonta. Il podio non è impossibile, c'è Jenson Button davanti. Hamilton e Rosberg in fuga. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 giri remaining in un inglese perfetto. Gigi vuole il primo successo irridato per questa season.
Hamilton non ha vinto ancora nessun titolo mondiale, incredibile Gigi. In realtà ne ha vinto uno comunque, Gigi ha fatto strage con la Mercedes. È difficile, Button, un bel passo, Il podio è difficile, non impossibile, ma difficile. Per come si è messa la gara mi va benissimo il quarto posto dopo le qualifiche. Questa è la curva show. Mancano 2 giri, raga. 2 laps. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Massa 14esimo, Ferrari in crisi nerissima, almeno con Pippo. Non deve rischiare qua il Fernando Come, possiamo superarlo. Ho mangiato 2 secondi e mezzo in un giro a Jenson. Ferrari bella cazzuta. E adesso calma, non cappellare come. Mamma mia. Guarda come mi ha chiuso Button. Ha capito che quella è la mia curva. Grande Jenson purtroppo. Incredibilmente finora nessun ritiro a Monte Carlo. This is your final lap. Final lap of the race. Button ha ripreso vigore purtroppo. C'è una tensione senza senso purtroppo. Tensione a tratti fastidiosa. Barrichello a 3 secondi, non devo rischiare. No! Mamma mia come mi ha frenato. Ma guarda. È teso Button. Non posso rischiare adesso. Ci prova il Come, non ci credo. You've moved up to Mamma P3. mia. Mi sono preso il podio, raga. Però ragazzi, cioè, capito in certe curve come frenano. Cioè, Fioi, vaffanculo. Non mi sento di avere colpe. GP4, signori, nel bene e nel male. È andata. Mamma mia, Fioi, che sofferenza. Raga, andiamo della classifica. Fernando Come 105 punti, bellissimo inizio veramente. Rosberg 92, poi tutti gli altri molto indietro con Gigi Hamilton che recupera qualcosa. Ma Fiori per il momento un Fernando Come devastante. Nella costruttori ci siamo molto vicini con la Mercedes, 10 punti di vantaggio. Qui sono le vittorie e pole, Ferrari e Mercedes dominano, quale pole totale dove c'è un po' più di equilibrio. E Gigi Hamilton si è svegliato, ragazzi, speriamo bene, dopo 6 gare, 3 vittorie, 2 pole e 5 podi. 5 podi in 6 gare, signori, il cubo è tornato. Ciao!